A un certo punto si sono accorti di quel corpo che galleggiava tra le acque del canale lombardo esterno nella zona dei Saloni. Immediato è scattato l'allarme da parte di alcuni dipendenti dello stabilimento CAM di Chioggia che hanno allertato vigili del fuoco e capitaneria di porto. Tragedia in mattinata nella città clodiense quando il corpo di Giulio Perini, autista a CTV di 52 anni, è stato recuperato dai pompieri. Sul posto si sono recati anche gli agenti del commissariato locale per cercare di identificare la vittima. Il corpo non sarebbe rimasto in acqua a lungo e da un primo esame superficiale non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. L'anno scorso la vittima si gettò nello stesso canale per salvare un bambino in difficoltà. Da quell'appartamento della Cita entravano e uscivano possibili clienti a ogni ora del giorno. Per questo motivo è finito nel mirino del gruppo anticrimine Mestre e Marghera, i cui agenti nella tarda mattinata di martedì hanno fatto irruzione sorprendendo una coppia di spacciatori che era riuscita a costruirsi nel tempo un giro illecito che con ogni probabilità si sarebbe allargato sempre di più se non fossero intervenute le forze dell'ordine. In manette sono finiti due cittadini tunisini, uno di 28 e l'altro di 29 anni. Il primo clandestino, l'altro già con precedenti specifici. Aumenta a dismisura in Riviera del Brenta il consumo di droga fra giovani e giovanissimi e l'età per fumare eroina si è abbassata a 14 anni. Un fenomeno che trova conferme anche dai tanti arresti e condanne di spacciatori di droga anche a livello internazionale. Aumentano poi anche le segnalazioni al prefetto da parte delle forze dell'ordine. A lanciare l'allarme è il vicepresidente della conferenza dei sindaci dell'ASL 13 Fabio Olivieri. Assistiamo, spiega Olivieri, ad una riduzione del consumo generale di stupefacenti, ma ad un aumento anche con punte del 25% nei giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Lo scenario per il commissario straordinario Zappalorto si fa ancora più intricato. Nella giornata di martedì, infatti, l'atteso decreto enti locali non è arrivato in tempo utile. Quindi il commissario si è trovato a dover licenziare il bilancio aggiungendo un'altra sforbiciata. I promessi 7 milioni e 300 mila euro infatti per ora non ci saranno, quindi inevitabili saranno anche le ripercussioni sulle casse di Cafarsetti. Ci saranno naturalmente nei prossimi giorni altre proteste.